Saluto a tutti e compacui sempre no awale di Agraon, a oggi siamo in piaggia di Ver, e maridroa subito un curtelaggio in uso a te die Laurent Bellini che con noi. RCFM e Campacui. Aceste lo Rudione che io mi Rudione, io uso Graunin, uso Garbucceso, dunque ho trovato sul locale so più di 15 anni fa e vicino a Ajaccio, bordo di strada, e un locale che è un anziano locale agricolo, che era un apicoltore, che era qui, e Francesco Torson e Filippo Busecchi, tanto pigliava la ritirata, mi hanno allodiato e mi hanno reso gran servizio, perché trovare un locale per un artigiano in di paesi oggi è qualcosa di comunque abbastanza difficile. Usa per fare, ho imparato su mestieri, a 33 anni, tanto in Dece Caldi, che era uno dei primi coltivati in corso installato, e sul mestiere è diventato subito una passione. Dunque mi sono appassionato, ho lavorato 5 anni in Dece Caldi, e dopo mi sono installato a Contumeo, e poi so a più di 30, a momenti 30 anni che lavoro per Contumeo. Allora io voglio, soprattutto col tedo di stacca, col tedo che si piega, ma voglio di nuovo col tedo di cucina, col tedo di gaccia, stiletti, voilà, pro essere veramente diversificato e poco di nuovo a routine e ben inteso, perché sa ruta qui come un rugione dove c'è parecchia gente che facciano charcuteria e affari, dunque sa ruta col tedo e altri attrezzi. A materia corro di montoni, corro di giotta, il legno, e io soprattutto provo di mettere in valore i legni locali, perché penso che c'è un lavoro da fare a livello di legni locali e di mettere in valore di certe varietà di legni locali come la leccia o il busso. Ci vuole di noi a provare di rilanciare la farigliata mascupina, che è qualcosa che è sparito dalla produzione di corsa, allora che è un legno tremendo. Voilà, il legno è qualcosa che veramente mi appassiona. La professione oggi in Corsica ha piato espansione, perché siamo passati da 5 coltivati a fine degli anni 80 a oggi siamo più di 60, dunque la professione ha piato veramente il suo ruolo, ma ora siamo due sindicati di coltivati, perché c'è due visi differenti della professione, c'è il sindacato di coltivati di Corsi, presieduto da Gian-Domenico Susini, e poi c'è la federazione di professionali della coltiveria corsa, non so io presidente. Abbiamo un po' due visi differenti dello sviluppo di un mestiere, ma penso che di nostro fare abbiamo a differenza di formazione che coltivaggio e stazionario sono due mestieri un po' differenti, e i sindacati di coltivati sono soprattutto stazionari e noi siamo coltivati e stazionari per certi, dunque abbiamo un po' due visi differenti. E domani per compie e compacui no awale di Agraon, ne anderemo in Aucia, ridroa un cabraggio Bastiano Celli, a domani dunque per un nostro ultimo giorno di compacui in awale di Agraon. RCFM e Campacui.